Il costo della ripresa non può essere pagato in termini di infortuni sul lavoro. Così come nei momenti di difficoltà occorre che le aziende rifuggano dalla tentazione di ridurre le spese per la sicurezza. Si tratta di un vincolo inderogabile. Ci rendiamo certamente tutti conto che anche una sola morte rappresenta un costo umano e sociale inaccettabile. Il lavoro è strumento di progresso e di affermazione delle persone, non un gioco d'azzardo potenzialmente letale. Venerdì mattina in Friuli ho sottolineato la inaccettabilità, specialmente per i più giovani, di dover associare la prospettiva del lavoro con la dimensione della morte. Vanno incentivate le esperienze e le buone pratiche che, come in quella regione, si propongono la stipula di protocolli tra imprese e sindacati con l'obiettivo zero morti. Rappresenta una prova di maturità e di coesione sociale. Buonasera e ben trovati a questa puntata di Economai FVG. Queste erano le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 1° maggio, festa del lavoro. Un discorso il suo incentrato quest'anno in modo particolare sulle morti nel lavoro, l'obiettivo zero morti nel lavoro, temi che il Presidente aveva già toccato, come avete sentito, proprio lo scorso venerdì qui da noi durante la visita all'Istituto Bearzi, istituto frequentato da Lorenzo Parelli, lo studente che proprio durante lo stage ha perso la vita pochi mesi fa. Insomma, il Presidente della Repubblica ha lanciato ancora una volta questo messaggio, l'importanza, il diritto al lavoro, però ha detto non deve essere un azzardo, non si può scherzare, è importante e soprattutto per i giovani è importante che vengano formati perché fanno parte sicuramente della catena del nostro lavoro, sono degli anelli indispensabili, ma anche per loro ci deve essere sicurezza e tutela. Questo uno degli argomenti della puntata di questa sera, di cui discuteremo con gli ospiti che vi presento subito, a cominciare da Piero Petrucco, vicepresidente di Confindustria Udine, titolare della ICOP di Basigliano. Buonasera. Buonasera. E buonasera a Ester Iannis, grazie, torna a trovarci, è sempre un piacere, direttrice dell'ITS Malignani. Buonasera. Buonasera. Allora io con voi, Petrucco, parto da lei insomma, per commentare queste prime parole del Presidente della Repubblica in quello insomma, che è stato il giorno della festa del lavoro, un lavoro che sicuramente non manca e poi lo vedremo anche nel corso della nostra trasmissione, ma che sempre più spesso deve fare i conti anche con tutto un sistema, la pandemia ce lo ha insegnato, che riguarda la sicurezza. Ecco. Sì, è impossibile non sottoscrivere le parole dette dal Presidente, però la sicurezza credo sia un problema molto complicato, nel senso che è facile affrontarlo con degli slogan, chi può essere contro una politica attenta della sicurezza, però poi nella declinazione, in quello che avviene nelle imprese giorno per giorno, invece è un problema complesso, perché c'è sicuramente il problema degli investimenti in termini di sicurezza che devono fare le aziende. C'è un problema anche molto forte legato alla formazione e anche però alla responsabilizzazione delle persone che lavorano. Io credo che la nostra legislazione da questo punto di vista sia carente. È un elemento decisivo, fondamentale secondo me della sicurezza, la responsabilizzazione dei lavoratori, non solo delle aziende. Questo non lo dico per togliere il minimo carico e la minima responsabilità alle imprese, ma molte volte gli infortuni avvengono veramente per questo. E questo invece, secondo me, questo rendere un po' tutto uguale, quindi un infortunio che deriva da una chiara responsabilità, un infortunio che deriva da un'omissione e un infortunio che invece deriva da un comportamento individualmente distratto, nel nostro Paese sono considerati nella stessa identica maniera. Io questo non credo che faccia il bene della crescita comune di imprese e lavoratori sulla sicurezza. E purtroppo, e questo si vede benissimo anche quando avvengono gli infortuni, no? Cioè subito si trasforma in slogan. E invece lì bisognerebbe lavorare moltissimo, perché è un tema complesso, sicuramente da quando io ho iniziato a lavorare, quindi alla fine degli anni 80 a oggi i passi avanti sono stati tantissimi, non si può negare questo, il livello di sicurezza è molto aumentato, io parlo di un settore, quello dell'edilizia, che è uno sicuramente dei settori più a rischio, dei settori peggiori dal punto di vista degli indici, per
situazioni anche oggettive, perché il fatto che noi lavoriamo in ambienti sempre diversi, continuamente diversi, c'è una necessità di, diciamo, maggiore indipendenza nell'organizzazione del processo produttivo rispetto a quello che può essere pensato, sperimentato in una fabbrica, perché noi ci troviamo molta più eventi incogniti da gestire sul momento, però dico anche in un settore come il nostro il miglioramento è stato enorme. Non basta, perché mi sembra che ieri, se non sbaglio, fossimo arrivati al 122esimo certo. morto sul lavoro in Italia, quindi una cifra assolutamente eccessiva, però credo che un po' di questa cosa che ho detto prima andrebbe pensata. La mia esperienza anche personale all'estero, per esempio, in questo tema è abbastanza diversa. Anche nei paesi a cui noi dobbiamo un po' mirare, come possono essere i paesi scandinavi, il tema della sicurezza è molto sentito, ma si cerca di fare un lavoro molto forte sugli aspetti sostanziali, un po' meno su quelli formali. E, ripeto, non rendere sempre tutto uguale nell'analisi di quello che è avvenuto. Sicuramente ci sono delle sfumature. Yannis, voi ragazzi li formate naturalmente per andare a lavorare, immagino che però il capitolo dedicato alle attenzioni, anche dal punto di vista della sicurezza nel luogo del lavoro, sia centrale anche per quanto riguarda, diciamo, tutta la formazione complessiva che fanno gli ITS. Sicuramente il tema della formazione alla sicurezza, far crescere nel giovane, anche più giovane, rispetto all'età dei nostri studenti è una sfida importantissima che deve essere assolutamente vinta. Parlo di cultura della sicurezza, quindi la capacità dei giovani di in qualunque luogo guardarsi intorno e individuare i rischi, perché questo è uno degli aspetti più fragili probabilmente anche nei nostri giovani. Quindi noi dedichiamo ampio spazio a formare i giovani, a renderli sensibili alle problematiche che possono sorgere anche in un ambiente sicuro, quale è la scuola, per poi formarli in maniera specifica su quelle che sono le situazioni di livello diverso di rischio nel momento in cui entrano in azienda. Non ci fermiamo qui perché comunque esistono le convenzioni con le aziende che accolgono i nostri stagisti che si impegnano poi particolarmente a formarli su situazioni specifiche che possono avvenire all'interno di quella specifica azienda. Una formazione generalista non è a nostro parere sufficiente. I ragazzi devono essere consapevoli, anche nel cambio dal primo al secondo anno di aziende in cui svolgono lo stage, che è una cosa seria la sicurezza che va affrontata, rubo le parole all'ingegner Petrucco, responsabilmente. E quindi il tema della sicurezza, a mio parere, vengo dal mondo della scuola, si innesta su un tema generale di cultura familiare anche. Assolutamente, come si diceva anche prima e lo si è detto, insomma, non è che perché la vicenda naturalmente di Lorenzo Parelli ha addolorato tutti, stava facendo uno stage, era il suo ultimo giorno di stage, ma non per questo, lo stesso Presidente della Repubblica lo ha sottolineato, non bisogna più fare gli stage, anzi sappiamo che è uno strumento fondamentale sia per i ragazzi e sia per le aziende. Ecco, maggiore attenzione, però questo non deve essere un ostacolo a quel cammino formativo di intreccio scuola-lavoro che è assolutamente fondamentale. Sì, assolutamente. Questo che ha detto credo sia un problema davvero importante, perché se da quella vicenda si trae anche lontanamente l'ipotesi che lo stage sia una cosa pericolosa, una cosa contro l'interesse dei ragazzi, non solo contro l'interesse delle imprese, veramente abbiamo sbagliato tutto. E di nuovo c'è questa, a me non è veramente piaciuto come in generale è stato gestito questa tragedia. Uno, perché almeno che noi sappiamo, non sappiamo bene cosa è successo e quindi questa cosa di anticipare dei risultati che diamo per scontato, cose che nessuno di noi sa, e quindi questo è già sbagliato in partenza, perché non si può fare così. Quello sarà il lavoro della giustizia naturalmente che sta sì, però nel frattempo stiamo dando per scontato pubblica che questa è avvenuta per una serie di omissioni. Non lo so, può darsi anche che lo sia, però in questo momento nessuno di noi lo sa. E quindi non si può trarre questa cosa, anche perché
Se questo modo di pensare diventa prevalente, l'effetto sarà sicuramente quello di dare una frenata importante a questa apertura che finalmente era cominciata, ed è cominciata già a partire dall'alternanza scuola-lavoro. Il caso del ragazzo non era alternanza scuola-lavoro, anche lì si è fatta un po' di confusione perché sono due cose diverse. Magari poi le spieghiamo anche. Sì, beh, abbiamo una super tecnica che le spiega più che bene, però anche questo è un elemento di confusione. Ma come pensiamo che uno studente di una scuola professionale non possa e non vada all'interno dei processi produttivi di un'azienda? È impossibile, cioè se questo è il tipo di critica, allora vuol dire che noi riteniamo che non sia giusto che la scuola professionale e professionalizzante formi le persone per renderle dei lavoratori o delle persone in grado di inserirsi nel mondo del lavoro. È un'esperienza che è indispensabile, non può non essere parte fondamentale di un curriculum di una scuola professionale. Anche perché è ovvio che finita la scuola poi si va in azienda, quindi magari può esserci la differenza di un mese, non cambia nulla, non cambia da quel nulla. punto, se tutto naturalmente... No, cambia molto per la scuola però, perché non fare queste cose vuol dire evitare queste contaminazioni, vuol dire tornare a una scuola che non deve più esserci. No, ma dicevo per il ragazzo cambia poco, nel senso che se oggi fa uno stage oppure domani finisce la scuola e va in azienda si ritroverà a dover gestire esattamente le stesse situazioni, quindi tanto meglio anticiparlo, provare in corsa, no? Come abbiamo detto tantissime volte. Ma uno che fa un corso di saldatore al Bearzi, come fa ad andare in un'azienda e non saldare? Appunto. Ma osservo che quello che dice l'ingegner Petrucco è assolutamente vero, ovvero ci sono contesti di formazione che non possono prescindere dalla operatività. A monte però io farei una riflessione che i ragazzi vanno accompagnati all'operatività sia con una formazione, come accennavo prima di entrare in azienda, con il coinvolgimento responsabile dell'azienda in modo tale che il ragazzo possa utilizzare le macchine di cui ha conosciuto i rischi, e questo nella nostra esperienza, lavoriamo con 120-150 aziende, avviene sempre, quindi dopo la sicurezza a rischio zero non esiste la vita a rischio zero. Con questo ribadisco, non voglio assolutamente assolvere nessuno e non voglio assolutamente dire che non sia stata una tragedia. Sposterei davvero tutto a monte, in un processo che deve essere molto chiaro, molto scandito nelle sue fasi, nella responsabilità di tutti i soggetti. O meglio, sostituisco la parola responsabilità perché altrimenti faccio confusione con la parola consapevolezza. Grazie, allora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare di questo e di altro con i nostri ospiti a tra poco. Insieme con Economai FVG stiamo parlando di lavoro, in particolare abbiamo toccato il tema della sicurezza nel mondo del lavoro, in particolare appunto per i giovani, lo abbiamo fatto sentendo alcune parole del Presidente della Repubblica in occasione del 1° maggio, chiediamo di nuovo aiuto al Presidente Mattarella, questa volta per sentire quanto ha detto qui all'Istituto Bearzi di Udine venerdì scorso parlando dei giovani, sentiamo. Quando si parla di diritto al lavoro, di diritti del lavoro, di diritti sui posti di lavoro, sovente non sono i giovani al centro delle preoccupazioni, e quando è così è un atteggiamento sbagliato. Il ritardo, un ritardo che ci mette in coda alle statistiche europee, con il quale gran parte delle nuove generazioni riesce a trovare un'occupazione, non è condizione normale. Sono quindi apprezzabili i percorsi che accompagnano i giovani a entrare nel mondo del lavoro. Un mondo che deve rispettarli nella loro dignità di persone, di lavoratori, di cittadini, che dia ai giovani quel che loro spetta, che consenta loro di esprimere le proprie capacità affinché possano costruire il domani. È una necessità per il futuro stesso dell'intera società.
Eh sì, i giovani sono il nostro domani, lo diciamo spesso a proposito di slogan, come magari si diceva prima, ma questa volta è proprio vero. Il Presidente della Repubblica sottolinea il fatto che spesso, magari anche nelle trattative sindacali, insomma, quando si parla di lavoro si parla di altro, ma non il lavoro dei giovani che spetta loro. Petrucco, quanto è importante per voi aziende avere giovani pronti, preparati e offrire delle opportunità che ci sono e sono soprattutto rivolte a loro per gli studi che fanno, e poi ne parleremo anche con la dottoressa Iannis, no? Ma è assolutamente fondamentale, le aziende vivono se riescono a rinnovarsi e avere i giovani. Negli ultimi anni poi c'è stato un cambiamento così violento, tecnologico, quantomeno tecnologico, per cui i giovani con la loro apertura, con la loro capacità, con la naturalezza che hanno nell'affrontare i temi della digitalizzazione, per esempio, sono indispensabili, ed è un problema grave che abbiamo con le aziende, perché la cultura del lavoro, l'idea del lavoro nell'industria, nell'impresa, non è un'idea socialmente attrattiva, qualificante, gratificante, e le nostre aziende e anche la nostra associazione credo che in questa direzione molto debba fare. Il lavoro d'impresa è un lavoro che può offrire possibilità di sviluppo anche personale, anche culturale alle persone, dico persone, importante. E in Italia, secondo me, c'è quest'idea che, per esempio, se tuo figlio va, e dopo penso che qui la professoressa Iannis, che ha creduto fortemente nel progetto dell'ITS, che secondo me è un progetto assolutamente fondamentale ed è un punto di partenza però ancora per sviluppare questa nuova cultura, quella che io chiamo cultura del lavoro. Stavo dicendo appunto, le famiglie hanno quest'idea che un lavoro pratico, il lavoro di un tecnico, abbia un valore inferiore a quello che può essere il lavoro intellettuale. Ecco, io credo che il lei mondo possa sta confermare cambiando. anche da imprenditore questo, che anche sotto l'aspetto della retribuzione, perché anche questo insomma è un aspetto che viene tenuto in considerazione, anzi voglio dire, chissà, insomma, gli operai specializzati o quant'altro hanno anche delle paghe che sono insomma tutto sommato rilevanti e possono fare carriera all'interno dell'azienda in maniera forse più rapida di altri. Ma sicuramente, proprio quello che dicevo, infatti in questo momento la barriera credo sia davvero una barriera culturale importante che ha il nostro paese, perché noi siamo abbastanza inclini, ma lo dico io per primo, perché poi io parlo bene e poi i miei 4 figli hanno fatto tutto il liceo, quindi no, ma perché bisogna essere anche onesto con se stessi, però c'è quest'idea che noi viviamo così e che per esempio in altri paesi è molto meno violenta, molto meno sentita. Dal punto di vista retributivo non c'è il minimo dubbio, ci sono dei ruoli tra i tecnici, ma anche nella mia stessa impresa ci sono dei ruoli tecnici che guadagnano sicuramente non solo più dell'amministrazione, ma arrivano direttamente a livello del dirigente, perché questa è la legge del mercato, siccome ce n'è pochi, immediatamente il valore della retribuzione aumenta. Ma non è solo un problema economico, è anche un problema che nell'organizzazione d'impresa odierna lo spazio all'iniziativa, alla capacità di esprimersi e in maniera responsabile o consapevole, come è stato detto prima, sono grandi. Non c'è più nulla della fabbrica fordista in cui uno fa quel pezzettino. Ciascuno delle persone che lavora adesso in azienda ha una parte del processo a cui deve partecipare con molta consapevolezza e in qualche maniera anche con della libertà, e quindi questo necessita di figure preparate che però amino il loro lavoro, che gli piaccia, che sentano l'importanza del lavoro tecnico. È una carenza molto molto sentita, parte di questi spazi stanno venendo occupati non dai nostri giovani ma da giovani che vengono da altre parti del nostro mondo, perché noi dobbiamo comunque trovare questa forza produttiva. Dico solo un numero, nell'ambito del settore costruzioni, da un'analisi che abbiamo fatto abbastanza approfondita, per sviluppare i lavori del PNRR, quindi dei prossimi 3 anni, servono più di 60.000 nuovi addetti, mezza Udine. Quanti ne troveremo? Se non ci inventiamo con la fantasia qualche progetto importante, non lo so, secondo me sicuramente non li riusciamo a prendere tutti nel nostro paese, bisognerà immaginare a percorsi di immigrazione qualificata, certo, organizzata e pensata in una certa maniera,
unita a processi di formazione però, perché servono persone formate. C'è il problema della sicurezza in primis, ma c'è anche il problema di avere figure che siano in grado di governare le attrezzature e le macchine che servono in un cantiere. Soprattutto quelle lacune che gli ITS stanno cercando di colmare, in particolare il MITS, però è anche vero, Yannis, che più di quello non si può neanche formare, insomma sono opportunità, lo ricordiamo ogni volta, ma va bene dirlo, che, insomma, che chi frequenta un ITS, anche da voi, insomma, il giorno dopo che ha finito e anche prima di aver finito ha già il posto di lavoro assicurato e ne servirebbero, come abbiamo sentito, molti altri. Sicuramente gli istituti tecnici superiori garantiscono l'inserimento nel mondo del lavoro, ma io vorrei spostare un po' l'attenzione dalla sicurezza, insicurezza di inserimento nel mondo del lavoro, in un mondo di lavoro che dà soddisfazione, che offre molto. Molto spesso mi sono ritrovata in questi ultimi periodi a parlare ai giovani e dire loro e cercare di comunicare loro che quando parliamo di tecnica non parliamo di qualcosa di freddo, di estraneo, parliamo di potenzialità, di espressione, di creatività, di inventiva che sono incredibili. E qualche volta, recentemente anche, io ho imparato dai miei ragazzi qualcosa, anche molte cose. Quando un ragazzo, parlandomi di robotica e di automazione, mi ha detto: ma perché hai scelto automazione? Perché in questo modo io mi sento utile, perché io posso modificare il mondo dell'impresa dall'interno, migliorare le condizioni di vita. Quindi c'è il tema del miglioramento continuo, c'è il mondo, la possibilità, lo diceva anche prima l'ingegner Petrucco, di mettere a frutto non solamente nella parte del momento ludico, le proprie competenze digitali, che è un aspetto fondamentale. I giovani e le famiglie in modo particolare devono capire che il mondo della produzione è cambiato radicalmente. Io l'ho visto nel mio piccolo in pochissimi anni. È cresciuto in maniera incredibile il tema della digitalizzazione, ma non solo dell'automazione, negli anni della pandemia. È una cosa incredibile. Noi eravamo fieri perché nel 18 abbiamo acquistato il primo robot antropomorfo, chiuso in una cassa perché non ci si poteva avvicinare, era pericoloso. In questo momento noi ne abbiamo 6 di robot collaborativi, i ragazzi li prendono per mano in totale sicurezza e fanno delle cose bellissime e si divertono. E quindi ritorniamo al tema della motivazione e al tema di un lavoro che dà soddisfazione, che non è monotono. Non tutti noi abbiamo la possibilità o la facilità di apprendere avvicinandosi su un piano speculativo teorico a determinati aspetti della realtà o problemi. C'è un numero altissimo di studenti, anche nel liceo, che possono affaticarsi e stentare nel portare avanti i percorsi universitari quando invece potrebbero rivolgersi a settori formativi che sono molto più vicini e diventerebbe più facile entrare nel mondo del lavoro ed entrare con quelle competenze richieste. Ecco, vi state accorgendo, c'è anche più ingressi, diciamo, di chi ha fatto il liceo che magari si avvicina poi a un ITS, o diciamo che quello è ancora un tema un po' complicato? Direi che dipende molto dai corsi e dei settori produttivi a cui si rivolgono. Ci sono dei corsi in cui il 50% è rappresentato da liceali. Penso a tutto il mondo dell'arredo, spero, corso Energy Specialist che deve partire adesso. Abbiamo però anche all'interno dei classici corsi meccatronici, quelli proprio più hard, dei giovani liceali che hanno trovato grandissima soddisfazione. Perché? Perché nella realtà il mondo della produzione è cambiato e le aziende hanno al loro interno dei settori profondamente diversificati in cui competenze come quelle scientifiche alte di uno studente liceale sono ottime per realizzare cambiamento nel mondo della qualità, piuttosto che nel mondo della ricerca, piuttosto in sviluppo. Cioè l'impresa non è una cosa sola, è molte possibilità, almeno
Questo è quello che io ho appreso in questi anni a contatto col mondo dell'industria. Eh sì, una bella esperienza, anche perché stare in mezzo ai ragazzi, insomma, credo che aiuti a capire come si evolve il mondo. Ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria tra poco. Ancora insieme con Economai FVG, il tema è quello del lavoro, del diritto del lavoro, della sicurezza sul lavoro, come abbiamo già detto all'inizio, insomma, nella prima parte di questa puntata. Adesso chiediamo aiuto ancora alle parole del Presidente Mattarella nel suo discorso del 1° maggio, ha toccato il tema, insomma, quello che ha caratterizzato purtroppo gli ultimi 2 anni, quello della pandemia e poi non da ultimo anche il tema della guerra tra Russia e Ucraina, insomma 2 fatti che stanno sconvolgendo il mondo e il nostro mondo del lavoro e purtroppo anche l'economia. Sentiamo. La pandemia ha sconvolto gli ultimi 2 anni, ha portato morte, sofferenze, paure, ci ha fatto anche più largamente scoprire, forse dovremmo dire riscoprire, i valori della solidarietà, della responsabilità anche delle istituzioni a servizio del bene comune. Abbiamo dimostrato di saper affrontare la crisi. La medesima determinazione occorre avere oggi di fronte al brusco stop alla ripresa economica indotto dall'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina. Scoraggiarci per le prove che i tornanti della storia propongono su diversi fronti, interno, dell'Unione Europea, internazionale, è atteggiamento sterile. Non possiamo affidarci all'inerzia degli eventi. Una unità consapevole tra le forze sociali deve consentire al cantiere Italia di realizzare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un capitolo per le relazioni sociali all'altezza dei tempi moderni. Non è tempo di slogan, non sono consentite pause nell'impegno, è indispensabile un dialogo consapevole e fruttuoso. E allora Petrucco, naturalmente parliamo di lavoro, il lavoro ha risentito insomma della pandemia, adesso c'è questa guerra, i prezzi dell'energia sono andati alle stelle, come dice il Presidente Mattarella, però insomma, bisogna reagire, non ci dobbiamo fermare, ecco, come le aziende stanno affrontando questo momento? Beh, insomma è una situazione davvero impensabile, pensiamo a quello che è successo negli ultimi 3 anni è al di fuori di ogni immaginazione, però la capacità di resistenza, non voglio usare la resilienza perché è troppo abusata, ma la capacità di resistenza e di adattamento che è stato necessario a tutti noi dimostrare sia a livello personale che aziendale che imprenditoriale, mi sembra che non ci faccia capire fino a dove possiamo arrivare, speriamo. Siamo usciti da un periodo complicato e siamo finiti in un periodo ancora più complicato, speriamo transitorio. Periodo che peraltro la cosa principale, quella che è più preoccupante, è legata all'aumento del costo dell'energia e non solo, delle materie prime in generale, e anche alla disruption che c'è nella supply chain, per cui adesso c'è anche un problema di riperibilità di molti materiali, i tempi di consegna sono diventati lunghissimi anche per cose tutto sommato comuni. E questo credo che comporterà inevitabilmente un ripensamento di tanti principi economici a cui tutti noi un po' avevamo creduto, avevamo pensato inevitabili, perché ci sarà che hanno dimostrato una fragilità complessiva pazzesca. Era un sistema probabilmente molto, fra virgolette, efficiente, ma è come un acciaio che ha un'altissima resistenza, però è fragilissimo, quindi è bastato un punto della catena che si interrompesse per mandare in tilt tutto il sistema, e questo è impossibile che non abbia ripercussioni a livello macro, quindi ci sarà sicuramente un ripensamento generale, ma riguarda anche tutti noi e anche nel nostro piccolo. Il problema è come affrontare questo periodo transitorio, perché è complicatissimo. Devo dire che il governo Draghi, e parlo per quanto è stato per esempio fatto nel nostro settore, ha dimostrato di aver capito perfettamente la situazione. Il decreto dell'altro ieri che riconosce una modalità molto snella, molto agile per venire incontro alle aziende nell'affrontare l'aumento dei prezzi, a noi è parsa molto intelligente e molto apprezzabile.
Mi piace anche il fatto che sia una norma transitoria, è chiaramente scritto che vale solo per il 2022, perché è un provvedimento d'emergenza, giusto per rendere esplicita la cosa, si è deciso che laddove i preziari non fossero aggiornati venivano di fatto aumentati del 20% per un periodo che non può andare oltre il 2022 e questo dà respiro perché si stava veramente fermando lentamente tutto. Poi noi abbiamo il problema del tutto recovery plan e quindi un impegno che abbiamo con l'Europa che è fatto di lavori, di investimenti e di riforme in cui ogni tassello però serve per fare stare in piedi quell'altro e quindi non si possono fermare delle attività se non creando poi degli effetti perversi sulle altre. Quindi è un meccanismo delicato che andava assolutamente perseguito e provvedimenti come questo dimostrano un governo consapevole, per fortuna, della difficoltà del momento e ci ha dato degli strumenti per reagire. Tutto questo però ha un grandissimo punto di domanda. Per quanto tempo possiamo andare avanti? Quanto durerà questa cosa? Alcuni processi per essere rimessi in piedi richiedono tempo e quindi non sono cose che facilmente si risolvono, quindi noi tutti speriamo che comunque sia una cosa davvero un po' transitoria sul serio. Sì, oltretutto perché c'è anche l'incognita di quando queste situazioni ricadranno effettivamente sulla nostra economia, perché alcune hanno avuto un impatto immediato, altre potrebbero avere un impatto di più lungo corso e anche di più difficile stima. Sì, ma guardi che l'impatto è già molto violento adesso. Sì. Le faccio un esempio banale, le pale eoliche, gli impianti eolici hanno delle componenti che erano prodotte esclusivamente in Ucraina e non c'è nessun'altra fabbrica acciaieria europea, parlavo con dei tedeschi, in grado di farla. Non è una parte rilevantissima in termini economici, ma è una componente legata alle loro dimensioni, quindi c'è tutto quel pezzo lì che adesso è fermo a causa di una cosa del genere e si potrebbero fare mille esempi con parti di componentistica delle macchine che erano legate a metalli o le terre rare, insomma quelle cose di cui si è sentito parlare e quindi è una catena che si è interrotta, è complicato. Sì, è proprio quello il problema, di lavoro possiamo parlare finché vogliamo, poi se il lavoro manca o se il lavoro si ferma per questi motivi possiamo farci poco. Gianni, abbiamo visto grandi cambiamenti in questi 2 anni per un sacco, alle volte sono state anche delle opportunità, no? Perché nelle difficoltà sappiamo essere sempre bravi a trovare delle soluzioni. Ecco, i suoi ragazzi, i ragazzi del MIZ, come hanno affrontato anche nei corsi questi 2 anni, quelli che adesso stanno uscendo, quelli che sono appena arrivati, perché per i ragazzi sicuramente è stato un periodo molto molto difficile anche a livello psicologico, di relazioni, e lei li ha visti purtroppo, no? Senz'altro, nonostante i nostri ragazzi siano un po' più vecchi rispetto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sicuramente come tutti noi hanno sofferto del grande cambiamento organizzativo, la necessità di affrontare una didattica a distanza, laddove i nostri percorsi sono profondamente laboratoriali e operativi. E qui allora vale anche non a risolvere tutto, ma a contribuire a facilitare la capacità di inventiva dei nostri docenti, dei nostri formatori. Anche nel periodo più buio della prima fase della pandemia, noi siamo riusciti con collegamenti a distanza e grazie alle strumentazioni su cui avevamo investito a utilizzare i laboratori con i nostri docenti presenti e con tutti i software e la simulazione da parte dei ragazzi che disponevano e dispongono tuttora ognuno di un personal computer ad alta prestazione tecnica messa a disposizione dal MIZ. Questa è una parte senza dubbio più rilevante è quella comunque legata alla relazione. È legata alla relazione non solamente tra i coetanei, ma anche nel nostro caso tra il giovane e il formatore. Il rapporto tra gli insegnanti che provengono al 60-70% dal mondo del lavoro e il giovane è un rapporto diverso, che riesce a diventare non una trasmissione, ma direi quasi una costruzione insieme di competenze professionalizzanti. E quindi, nonostante i docenti fossero a disposizione con le chat, con le varie piattaforme, l'essere ritornati in presenza è importante.
Forse i nostri ragazzi, quelli che sono usciti lo scorso anno, occupati quasi tutti, per non dire tutti in pochissimi tempi, non hanno risentito molto. Forse dovremo, come abbiamo fatto già quest'anno, mettere in campo degli strumenti per favorire di nuovo la capacità di mettere in campo tutte le proprie competenze relazionali. Da questo punto di vista stiamo sperimentando dei percorsi che forse possono sembrare poco tradizionali, ma non ci preoccupa questo, proprio perché per aiutare i ragazzi a ritrovare i propri talenti, la scoperta del proprio sé, o a illustrare loro ad accettare in qualche modo il cambiamento, l'innovazione, la possibilità di prevedere tutto. Certo. Sono cose piccole apparentemente, però sono quelle che comunque sono fortemente valorizzate poi quando si inseriscono nel mondo del lavoro. Il tecnico dovrà, anche il tecnico, dovrà continuamente essere in grado di capire il cambiamento, di affrontarlo e di esserci nel cambiamento. Le competenze tecniche cambiano con rapidità e quindi la costruzione su cui noi siamo impegnati è quella proprio di competenze che possono continuamente essere rimesse in gioco. E questa è sicuramente l'arma vincente che avete in mano, e sicuramente i ragazzi lo capiscono e sanno sfruttare l'opportunità, perché poi se ne rendono conto quando vanno in azienda e hanno la gratificazione rispetto a quanto hanno imparato e quello che possono dare. Ci fermiamo, poi ultima parte di Economy FVG, a tra poco. Ultima parte di Economy FVG, parliamo di lavoro e quindi dobbiamo parlare anche di quella che è la situazione delle nostre aziende, perché tutto sommato, nonostante le difficoltà della pandemia, non parliamo della guerra che è arrivata purtroppo all'inizio di quest'anno, ma insomma in questo servizio facciamo un po' i conti con la fine del 2021 e questi dati dimostrano come le nostre aziende, in particolare nel nord-est, ma quelle del Friuli Venezia Giulia, insomma producano molto, sappiano fare molto bene il loro lavoro e si distinguano. Vediamo in questo servizio, poi lo commentiamo con gli ospiti, a tra poco. Numeri da record per i distretti del Triveneto che hanno chiuso in modo brillante il quarto trimestre del 2021, come mette in evidenza il monitor d'Intesa San Paolo. A fare da traino il sistema distrettuale del Friuli Venezia Giulia, che presenta i migliori tassi di crescita del nord-est, superando i 2,7 miliardi di esportazioni, con una crescita del 28% sul 2020 e del 15,5% sul 2019. Il distretto del mobile Pannelli di Pordenone tocca un record storico con 1,2 miliardi di euro di esportazioni, una crescita che non si è interrotta durante il periodo pandemico, pari al 40% sul 2020 e al 34% sul 2019. Il mercato russo, che pesa per il 2,5% sul totale del distretto, ha dato segnali tra ottobre e dicembre 2021 di forti difficoltà, meno 34%. Il distretto della Sedia e i complementi di arredo di Udine, nonostante la ripresa sul 2020, più 16,4%, non riesce a recuperare i livelli del 2019, meno 4%. Gli elettrodomestici di Pordenone segnano però un ottimo risultato, più 47,3 milioni di euro, ma il conflitto russo-ucraino ha acuito il problema dell'approvvigionamento dell'acciaio. Nel settore agroalimentare, buona crescita dei vini e distillati del Friuli, più 21,7 milioni di euro. Il prosciutto di San Daniele aumenta ulteriormente la sua espansione internazionale, più 10,9 milioni di euro sul 2019, crescendo sulla spinta di Stati Uniti, Vietnam e Regno Unito. Infine, il caffè di Trieste recupera quasi completamente il calo delle esportazioni del 2020, grazie all'eccezionale crescita della Repubblica di Corea, più 16,4 milioni di euro rispetto al 2019. Questi dati, Petrucco, che ci fanno anche dire che però la nostra economia, tutto sommato, direi che regge bene, che le nostre aziende insomma, riescono, lato export, ma insomma anche sul fronte nazionale, a sapersi distinguere ancora. Ecco, un segnale più che positivo questo, se non altro. Sì, no, ma sicuramente l'anno scorso era stato un anno molto positivo, anche perché è l'esito di 2 anni difficilissimi e complicatissimi. Come abbiamo detto prima, la guerra ha reso questi scenari già vecchi purtroppo, nel senso che adesso c'è una situazione complicata. Credo che il sistema nostro produttivo sia sostanzialmente un sistema sano, quindi si trova preparato ad affrontare un periodo di crisi che per sua natura non possiamo non ritenere temporaneo,
e quindi io credo che il nostro sistema economico, quello del Nord-Est, quello del Friuli, abbia tutta la capacità di superarlo. E quindi l'unica incognita grande è un prolungarsi eccessivo di questa situazione di incertezza e di impossibilità a trovare, a reperire le materie prime e di aumento continuativo dei prezzi. Tolto questa cosa fondamentale, sulla quale però nessuno di noi è in grado di fare delle ipotesi razionali, possiamo solo avere delle aspettative o fare così delle ipotesi, rimane un contesto, il nostro, sicuramente positivo e fatto di aziende, di un sistema imprenditoriale produttivo in grado di stare sul mercato, di stare sui mercati anche evoluti, che ha saputo, volente o nolente, reinventarsi un po' a esito delle grandi crisi che si sono succedute negli ultimi 20 anni e che quindi, secondo me, ha degli ottimi fondamentali per reggere in questo momento di difficoltà e poi, non appena la situazione si normalizzerà, ripartire un po' come era successo dopo la pandemia, che abbiamo visto la ripresa è stata molto rapida e potrei dire immediata. Sì, c'è l'incognita del reperimento delle risorse, perché in questo momento siamo un po' in attesa, ma la produzione senza le persone, senza le risorse umane, possiamo mettere tutte le macchine che vogliamo, non si fa. E questo invece è un tema di debolezza del nostro sistema, perché c'è già adesso e ci sarà sicuramente ancora in maniera più accentuata in futuro, carenza di risorse umane per alimentare il sistema produttivo. Sì, e di questo adesso parliamo con la Iannis, però intanto colgo l'occasione per farle i complimenti perché la sua ICOP ha ottenuto un'importante commessa per quanto riguarda la metropolitana di Parigi, tra l'altro notizia di oggi anche la Cimolai di Pordenone ha vinto l'appalto per la realizzazione di un'altra linea e quindi ecco il saper fare delle imprese friulane che si distingue nel mondo, perché penso che sia un bell'orgoglio mettere una nostra bandierina nella metropolitana di Parigi. Sicuramente una cosa bella delle costruzioni e delle imprese di costruzione è che facciamo delle robe che rimangono e poi quando vai in giro e le vedi, noi e tutte le persone che lavorano nel nostro mondo, è una cosa di cui siamo orgogliosi, sì, sicuramente. Iannis, Pedrucco diceva la vera sfida è quella del capitale umano, delle risorse umane, ritorniamo al discorso dal quale siamo partiti, i giovani, anche perché anagraficamente sono il futuro della nostra società e della nostra economia, è importante che si facciano trovare pronti in periodi di difficoltà anche come questo, dove le aziende hanno bisogno di quello scarto immediato. Sicuramente, nonostante i problemi che sono stati evidenziati poco fa, noi registriamo un interesse altissimo in tutti i settori produttivi in cui siamo presenti con i nostri corsi da parte delle aziende e purtroppo molto spesso non siamo in grado di fornire loro nominativi, proprio perché quelli che abbiamo formato sono già stati collocati. Da questo punto di vista ritorno alla prima fase di questa trasmissione, il tema dell'inserimento lavorativo durante la fase della formazione. I nostri giovani trascorrono tra le 700, 600, 700 ore su 2000 del valore del corso complessivo in azienda ed è importantissimo per loro poter conoscere dall'interno l'azienda nel momento in cui vive tutte le fasi dei processi produttivi e anche le fasi della vita economica che circondano l'azienda. Ed è importante anche perché loro riescono a capire quale può essere il ruolo più adatto a loro all'interno dell'azienda. Quindi è importante assolutamente questo momento di contatto e di confronto con il lavoro, che a monte significa per noi lavorare a stretto contatto con un anno di anticipo rispetto alla presentazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia dei corsi, tutti i progetti formativi. Abbiamo detto poco fa, ha detto l'ingegnere Petrucco poco fa, che uno dei temi è senz'altro il tema del costo dell'energia, ma non è solamente, è senz'altro il tema del costo dell'energia, ma è anche l'altro tema. Chi governerà gli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili? In questo momento sul territorio le aziende
assolutamente non trovano queste figure, che sono figure con alte competenze che si svilupperanno poi durante il periodo dell'azienda. Quindi ecco allora che il nostro compito è quello di, insieme alle aziende, trovare figure nuove. L'Energy Specialist, che partirà quest'anno ad Amaro, oppure tutto il mondo dell'arredo, che è stato indicato prima come un mondo molto dinamico e ancora vivo in un momento di difficoltà, ecco che richiede queste figure tecniche che sono in grado di utilizzare tutte le apparecchiature più nuove da un certo punto di vista, ma anche e soprattutto gli strumenti software che permettono di industrializzare diversi prodotti. Ma anche qui c'è il tema ecologico, il tema della salvaguardia, e quindi ecco che parte un nuovo corso Ecodesign. C'è questo legame costante, l'importante è che i giovani riescano a capire che c'è spazio per loro, per le loro competenze e anche per la loro realizzazione del sogno, della motivazione. È l'elemento fondamentale che permette ad un giovane di fare carriera, poi uso la parola brutale, fare carriera e non crescere professionalmente, che è la maniera più elegante, fare carriera all'interno di un'azienda, perché noi vediamo che a distanza di 4 anni i nostri tecnici superiori sono cresciuti nelle aziende in maniera davvero interessantissima. Eh sì, lo abbiamo documentato anche noi alle volte, insomma, con alcune storie dove veramente in modo rapido si è arrivati anche a ruoli molto importanti all'interno di un'azienda. Bello anche il segnale dell'ITS, che riesce sempre, degli ITS in genere, insomma, che riescono sempre a creare dei corsi nuovi al tempo, insomma, dialogando sicuramente con le imprese, e appena c'è la possibilità, ecco che subito si va a colmare la lacuna di quelle figure che mancano. Su questo siete molto tempestivi. Giannis, e poi chiudiamo con Petrucco. Sì, Giannis, e poi chiudiamo su questo. Sicuramente il tema dell'essere presenti con attenzione e anche con consapevolezza accanto alle aziende è fondamentale. È fondamentale perché permette di offrire ai giovani dei percorsi interessanti e significativi. Uno slogan che ritorna spesso è: le aziende hanno bisogno dei giovani. Io dico ai giovani: guardate che voi potete trovare tantissimo nelle aziende, quindi datevi da fare, guardate l'offerta enorme del sistema ITS FVG, ma anche dell'università. Sono profili diversi che vanno analizzati, e comunque guardate sempre al mondo che è innovativo, che sfrutta le nuove tecnologie, che sfrutta le tecnologie abilitanti 4.0, perché lì è il vostro futuro e anche il futuro delle ragazze. Sì, è vero, perché sempre di più scelgono questa strada. Petrucco, per chiudere, insomma, su questo, anche su questo dialogo continuo che c'è tra il tessuto produttivo, le imprese e chi forma i nostri ragazzi. Io credo che l'ITS sia veramente la cosa nuova che è nata negli ultimi anni. La flessibilità e la capacità di adattamento rapido è il segnale, credo, più importante. Noi siamo purtroppo abituati verso il sistema formativo in generale, quello scolastico poi in termini assoluti, a qualcosa di rigidissimo, ancorato a programmi centrali, difficilissimi da solo lievemente modificare o adattare alle nuove situazioni. Avere la possibilità in Friuli di avere un istituto che in stretta connessione col sistema produttivo è in grado di proporre un corso nuovo e magari farlo per 2 anni, e poi se c'è un cambiamento non rifarlo, perché non bisogna neanche affezionarsi al fatto che siccome l'ho fatto devo continuare a farlo. Cioè questa capacità di essere agili, di essere flessibili, credo che sia assolutamente importante. È un valore aggiunto che il nostro sistema ha. Era partito, perché io ho avuto modo di collaborare con la professoressa Giannis tanti anni fa, era partito con una cosa molto specifica della meccanica, e per un po' di anni, secondo me, il nostro sistema l'ha anche vissuto come luogo dei meccatronici o dei meccanici. Hanno saputo e stanno dimostrando di essere capaci di far capire che non è l'istituto dei meccanici, ma c'è l'ecodesign, l'alimentare, cioè è il sistema produttivo che ha bisogno di questo luogo, di questo spazio intermedio che fornisce questi tecnici specializzati
però non sono dei puri tecnici, ma sono persone a cui sono state date anche altri tipi di formazione e di capacità. Mi piace molto sentire da responsabile di un ente di formazione tecnica quello che è stato detto prima, no? La capacità e questi corsi che apparentemente sembrano slegati dalla formazione tecnica, della capacità di mettersi in relazione con gli altri, certo. di vivere, ecco, sono temi importanti. E io credo molto nelle contaminazioni fra le parti tecniche e quelle che noi consideriamo invece attitudini non legate alla stretta tecnica ma al mondo, ad altri mondi. È importante. Assolutamente, grazie anche perché a questi ragazzi diamo in mano le chiavi del futuro della nostra economia e non solo della nostra società. Grazie molte a Piero Petrucco e a Ester Iannis per essere stati con noi questa sera, grazie a Simone Caramaschi in regia. Finisce qui questa puntata di Economy FVG, l'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo. Buona serata. Grazie.